il professor Isnenghi, uno dei massimi storici italiani. Siamo onorati di averla ospite ancora una volta di queste rassegne di Venerdì Storia. E naturalmente ringrazio Paolo Pozzato, il professor Pozzato, che affiancherà Isnenghi in questo dialogo sul tema che avete visto, Autobiografia della scuola, da De Santis a Don Milani, è il titolo del libro che il professore ha pubblicato recentemente. Prima di lasciare la parola a loro, volevo ricordarvi che la settimana prossima ci saranno 2 incontri di Venerdì Storia, uno mercoledì 12 dicembre, sempre qui in questa sala, e sarà dedicato a un tema molto particolare. Si intitola Archeologia della guerra, i cimiteri di prima sepoltura nel massiccio del Grappa, identificazione e memoria. E saranno presenti un geoarcheologo, Nicola Capellozza, e Paola Salzani, che è una funzionaria della Soprintendenza Archeologica di Verona, Rovigo, Vicenza, che stanno conducendo un grosso lavoro da parecchi anni di individuazione, di monitoraggio, di ricostruzione dei cimiteri di prima sepoltura e di seconda sepoltura durante la Grande Guerra. Quindi sarà un percorso anche di narrazione, di racconto di un aspetto particolare, insomma, della Grande Guerra. Il venerdì 14 invece avremo un incontro dedicato a un libro che è di prossima pubblicazione, o forse Paolo, se non sbaglio, è già uscito? No, è di prossima imminente pubblicazione, che ricostruisce la resistenza vicentina 1943-45. E è davvero un importante contributo a cui hanno collaborato diversi storici vicentini, e a presentarlo saranno Alba Lazzaretto e Paolo Pozzato, che ha collaborato a questo volume, perché Carla Poncina è indisposta e quindi non potrà essere presente. Poi concluderemo il 22 di novembre i nostri incontri di Venerdì Storia con l'incontro, la giornata in onore del professor Pettoello, in cui si parlerà di storia bassanese, e con la presenza di numerosi storici coordinati tutti dal professor Paolo Pozzato. Non rubo altro tempo e grazie ancora ai nostri ospiti. Come ha giustamente ricordato Stefano, intanto buonasera a tutti. Non è il caso di presentare Mario Isnenghi, che a Vassandier sarebbe veramente un parlare a vuoto, nel senso che tutti voi avete avuto modo di conoscerlo, di leggere le sue opere. Quello che semmai vale la pena puntualizzare, sarà anche l'inizio di questa conferenza con una domanda da parte mia, è come mai quello che è indubbiamente lo storico di riferimento della Prima Guerra Mondiale in Italia, l'autore di quello che rimane il mito della Grande Guerra, uno forse dei pochissimi testi, dei pochissimi volumi che ha cambiato in maniera significativa non solo la storiografia italiana sulla Grande Guerra, ma anche quella europea. Chi di voi ha letto Lido, Fassel, ha sentito ripetere cose con grande carisma che in realtà il professor Isnenghi aveva raccontato in quella che era in realtà la riedizione, l'edizione a stampa della sua tesi di laurea. Quindi da quel momento in poi i contributi del professor Isnenghi sulla Prima Guerra Mondiale sono stati tantissimi. L'argomento di stasera è ex lege, fuori da questo campo. Stasera parla della storia della scuola. Ora, evidentemente la domanda iniziale da parte mia non può essere che questa. Come mai abbiamo lasciato la Grande Guerra e ci siamo avventurati in questa autobiografia della scuola? Professor Isnenghi, a lei. Grazie, professor Pozzato. Devi accenderlo. Ecco, adesso sì. Ma perché della Grande Guerra non ne posso più, come credo gran parte dei miei lettori. Per la verità non da oggi, perché mi insegue, perché ci sono gli anniversari, le circostanze, oppure che mi viene in mente, magari in base alla lettura di qualche altro, un'angolatura, una voglia di tornare sui miei passi nel corso dei decenni, sì, però è anche un sacco di tempo che sono andato indietro verso il Risorgimento, verso Garibaldi per esempio, oppure verso i luoghi della memoria, eccetera, verso Venezia. E all'origine di questo libro, L'autobiografia della scuola, c'è proprio Venezia e una carattrice veneziana che era Marsilio, con cui stavo finendo di far diventare un libro, cioè qualcosa di scritto,
quello che era stato un ciclo parlato. Negli ultimi anni mi è capitato più di una volta di passare dall'oratoria, diciamo, da un ciclo orale, spesso è avvenuto all'Ateneo Veneto di Venezia o all'università o altrove, passare da questo, fargli prendere forma e farlo diventare un libro. Questo è avvenuto per l'anniversario del 2011, quindi il 150enario, poi per l'anniversario della Grande Guerra. E a un certo punto, senza anniversario, mi sono immaginato di fare un libro su Venezia, ma non sempre solo la sempiterna serenissima, ma l'Ottocento e il Novecento. Questa città è esistita anche nell'Ottocento e nel Novecento alla sua maniera, con tutti i problemi che ha avuto e che pone di interpretazione. Sì, no, andava bene così, andava bene cosa bisogna fare, eccetera, eccetera. Il titolo normale della maggior parte degli autori che si occupano di Venezia è perciò Se Venezia muore o simili. È tutto comunque all'insegna del lutto e delle lagne, motivatissime per carità, però quando si va avanti sempre solo con le lagne e si dimenticano 2 secoli e tutto quello successo in 2 secoli, magari brutte cose, uno può dire Marghera è una brutta cosa, sì ho capito, è una brutta cosa ma è una grande cosa. Ma poco da discutere. Il porto, ma come? I treni dovevano arrivare nell'isola di San Giorgio, proprio davanti a San Marco. Bruttissima cosa, non è successo, però è stata progettata. Tutto, e non solo i malvagi futuristi su cui si può sempre gettare la colpa, guarda che modernizzatori. No, ci hanno pensato anche altri, tranquilli ingegneri del comune e così via, che pensavano di poter fare anche nell'Ottocento quello che in tutti i secoli era avvenuto, cioè adattare lo stile di quel secolo, non semplicemente ripetere gli stili dei secoli precedenti. Dico eresie, ma io non credo che facilmente si trovino cittadini di Venezia più innamorati della propria città di me, eppure fa parte di questa immedesimazione il non desiderarne la trasformazione in un museo. Ad ogni buon conto, ognuno la pensa come gli pare, ma intanto deve sapere cosa è avvenuto nell'Ottocento e Novecento. Ho raccontato questo e in casa editrice la redattrice che mi ha seguito, Francesca Culcasi, si è inventata questo titolo provocatorio e antitetico rispetto a un libro importante di un autore importante che appunto diceva Se Venezia muore e il mio titolo invece è Se Venezia vive. Finito questo, dice, ma io dice, professore, ho un'idea. Lei non ha esaurito la carica autobiografica con il libro uscito qualche anno fa dal Mulino. Vite vissute e no. Questo è il titolo. E la dimensione soggettiva autobiografica, mi diceva questa redattrice che mi aveva seguito, è proprio sua, le riesce, però poi c'è la scuola. E dice, in base all'autografia personale, mi pare di capire, mi diceva, che non c'era stata grande differenza per lei sono io, tra quando insegnava nella scuola, 15 anni di italiano e storia o le magistrali o ai tecnici, e quando poi è andato a insegnare all'università. Perché la dimensione didattica risultava comunque fondamentale e si immedesimava assai. Ci ho pensato su, gli ho dato ragione e così ho raccolto tutta una serie di letture fatte in precedenza, ne ho fatte molte altre in stile legate a questo nuovo obiettivo e così è nata l'autobiografia della scuola, che è un prolungamento della mia personale autobiografia, ma diventa una specie di storia della scuola per via di una moltitudine di soggettività, di docenti, da maestri elementari a professori universitari, a ogni ordine e grado di docenza, in giro per l'Italia, dalla prima nomina lungo tutta la carriera fino alla pensione, e anche di studenti. Questa è l'autobiografia della scuola.
Questa è la descrizione in forma telegrafica, le motivazioni spero di averle dato, d'altronde immagino che non pochi siano i docenti presenti nel pubblico che possono quindi senz'altro seguirmi. E adesso comunque io ho tagliato il mio discorso in un senso persino quasi aneddotico, comunque fatto di molti nomi, molte situazioni, per vedere un po' questa geografia della didattica in giro nella storia dell'Italia Unitalia. Come procedo? Parto per conto mio o hai tu già... No, se tu hai una bella domanda che vuoi proprio farmi, fammela. Poi dopo. D'accordo. Allora. Il libro è dunque una storia della scuola come storia d'Italia e una storia dell'Italia unitaria attraverso la storia della scuola di ogni ordine e grado, usando come fonti i diari, le memorie, i romanzi anche quando ci sono, la corrispondenza di maestri e docenti di vario grado, scorazzando non proprio del 1861, non dalla nascita del Regno d'Italia, da un po' prima, diciamo dall'età risorgimentale, fino all'inizio del secondo dopoguerra. Non pochi recensori altri mi hanno detto, ma perché? Addirittura un editore mancato mi ha detto, ti fermi al dopoguerra, raccontaci cosa succede dopo. Dico, chiedilo a un giornalista, chiedilo a un sociologo, perché lo chiedi a me? Questa idea che lo storico contemporaneo debba occuparsi di quello che succede come cittadino, si occuperà di quello che succede fuori dalla porta della finestra, come storico dagli un po' di tempo. E insomma, è comunque il mio solito periodo. Una volta che mi sono sganciato, almeno in parte, dalla Grande Guerra, sono andato indietro e avanti, ma sempre restando nell'ambito della storia dell'Italia unitaria. Questo è. In questo caso si moltiplicano i soggetti che si raccontano e raccontando si raccontano anche altri, perché ciascuno è anche un insieme di relazioni, di sfaccettamenti, di rispecchiamenti e anche di un luogo, il luogo della prima nomina, il luogo dove vorrebbe essere trasferito, eccetera, eccetera. E alla fin fine, facendo la somma, si può anche raccontarsi questo libro come una storia d'Italia attraverso un'angolatura particolare. C'è un sottotitolo, Pensa e ripensa, il da quando trovava un personaggio indiscutibile, da De Santis. Il protagonista di molte di queste pagine è il grande Francesco De Santis. Il pensiero e azione di Mazzini, senza che lui proprio fosse obbligato ad essere mazziniano, trova in De Santis un grande prototipo. Dalle barricate all'insegnamento, a ministro della pubblica istruzione, un sacco di cose. Lui è la realizzazione di quest'idea che non bisogna solo pensare, ma bisogna fare. E Carducci, lasciamo stare. Da De Santis, ma fino a chi? Mi serviva naturalmente il secondo pilastro, cioè il pilastro di apertura, ci vuole il pilastro di chiusura, collocato in un punto non troppo lontano dalla fine della seconda guerra mondiale, perché all'incirca io arrivo lì e a un certo punto, pensa e ripensa, viene fuori Don Milani. Il terreno qui si fa assai sdrucciolevole, molto, molto sdrucciolevole. Sì. In vario modo ciascuno ha vissuto il suo 68, io non ero già più un ragazzo, però mi sono innamorato anch'io di Don Milani. Però quella povera professoressa non è che fosse anche l'erede
della misoginia di generazioni di preti e di frati e di organizzatori di scuole private, vulgo scuole confessionali, un po' sotto sotto, no? La butto lì. Tra i presenti sicuramente ci saranno interpretazioni diverse e comunque questa è soltanto una sfaccettatura di una cosa che riuscirà più chiara. Ho cominciato dalla fine e dalla cosa più difficile da dire. Perché? Perché alla fine l'ho messo nel sottotitolo. Ma insomma, una volta che vi avrò raccontato in sintesi come posso, in mezz'ora, 3/4 d'ora, un libro, o che lo avrete letto, vedrete che insomma è un tentativo è un grande progetto, istruire, educare le ragazze, il popolo. E secondo una visione laicizzante della storia d'Italia, non per niente Francesco De Santis è il pilastro iniziale, con la sua storia della letteratura italiana, che è la Bibbia dell'italiano nuovo, nato intorno al 1861, dove i preti e i frati sono gli antagonisti, non sono i protagonisti in positivo. E d'altra parte, le prime 2 o 3 file forse riescono a distinguere la copertina, lì c'è un edificio napoletano. Questo edificio napoletano è stato un sacco di cose nel corso dei secoli. E dal 1861 anche il liceo classico di Napoli, il Vittorio Emanuele, sì certo, ma che cosa era stato fino a quel momento? Un luogo dei gesuiti, dell'educazione dei gesuiti, la prima redazione di civiltà cattolica, che non è a Roma ma è a Napoli. Dunque dell'antirisorgimento ad altissimo livello, perché è il più grande ordine intellettuale della Chiesa Cattolica, quindi ad altissimo livello. Un grande scontro, De Santis, i gesuiti. L'editore Morano, che si è perso per strada, ma allora era un editore molto importante per Napoli, per De Santis personalmente. La storia della letteratura esce lì ed è una specie di libro di testo, non viene pensato per la critica letteraria, la sua storia della letteratura. È la Bibbia del nuovo cittadino. Allora, pensa e ripensa, anche la copertina naturalmente è un passaporto di un libro, bisogna sceglierla bene. Spero di averla scelta bene proprio perché quell'edificio napoletano è un accumulo di storie d'Italia, cioè l'Italia. Per quanto stiamo parlando dell'unità d'Italia, l'unità d'Italia è profondamente, lo sappiamo bene oggi, disunità d'Italia. La disunità d'Italia fa parte integrante del modo di essere e di sentirsi. D'altra parte c'è chi volta in positivo, anche questo, non occorre essere leghista per questo, si può voltarla in positivo nel senso che l'età dei comuni è grande e in quella dimensione micro o medio micro, le soggettività civiche potevano svilupparsi, eccetera, eccetera. Non posso andare così indietro, mi affretto a ritornare verso di noi per dirvi che siamo di fronte sia a un grande progetto di fare l'Italia attraverso la scuola, di trasformarla con un grande progetto di laicizzazione, cioè portar via l'istruzione e l'educazione ai preti, ai frati e alle suore, nella misura in cui loro avevano voluto occuparsene, se ne erano voluto occupare sostanzialmente a livello di figli delle classi dirigenti, i gesuiti per esempio, non solo. Nella seconda metà dell'Ottocento, proprio perché ormai il risorgimento c'è stato, lo Stato liberale è nato, bisogna portarglielo via, allora ecco anche i grandi santi sociali tipo Don Bosco, che non si rivolgono più ai figli delle classi dirigenti, al contrario vorrebbero tirar su i ragazzi del popolo, ma più che con l'istruzione, sì, con l'istruzione nel senso dei mestieri, dell'imparare mestieri e anche con il tempo libero, i patronati, gli oratori, grandissima idea, bella lotta, altro che laicizzazione. Perciò da De Santis a Don Milani comincia forse a diventare qualche cosa di più significativo, perché la lotta per la laicizzazione è sempre stata contrastata, perché quando preti e frati verso 70, 80, 90
hanno cominciato a capire chi prima, chi dopo, che era andata così. Allora hanno smesso di contrastare la nazione, hanno detto nazione, sì, Italia, certo, anzi, cosa nostra, ma sempre guelfa. Siamo in Veneto. Siamo nel luogo dei tre fratelli Monsignori, degli Scotton, caspita, siamo dalle parti di est del Capitano Santo. Con altri amici abbiamo per anni studiato il Veneto, convinti di studiare in modo più chiaro la storia d'Italia e per niente qualche cosa di periferico, proprio e anche in quanto si studia meglio la pregnanza di questa egemonia, diciamo clericale, perché non si offende nessuno, riconoscendo che i cattolici della seconda metà dell'Ottocento autodefinivano se stessi come clericali. Non erano gli anticlericali che li chiamavano così, erano loro che si riconoscevano come clericali, nel senso che dalla religione scaturivano atteggiamenti civici, forme di cittadinanza legata all'egemonia del sacro. Allora, grande progetto sì, ma questo Fare l'Italia attraverso le scuole, la scuola elementare, i due perni sono la scuola elementare per potenzialmente tutti, non subito, con difficoltà, ma insomma idealmente per tutti, e il liceo classico per i figli della classe dirigente. Questi sono i due perni fondamentali, da prendere estremamente sul serio, tutte e due. Poi vedere come si sono realizzati, va da sé. Allora, dentro questo grande progetto, è un progetto che rivela continuamente incongruenze e contraddizioni, inclusioni e esclusioni in questo percorso collettivo da De Santis a Don Milani. Chi ragiona del fascismo usa talvolta la formula totalitarismo, sì, ma totalitarismo imperfetto, per il bene magari, oltre che per il male, con delle eccezioni, no? Beh, forse potremmo parlare anche di laicizzazione imperfetta, a dir poco imperfetta. E qui entriamo un po' nel vivo del lavoro. Non è soltanto una questione di classi sociali, è anche, starei per dire prima ancora, questione di genere, cioè scuola, sì, ho capito, ma le ragazze anche, le donne. O è meglio che continui a fare letteralmente la calzetta, che non è una metafora, non è una metafora. Badate che i prigionieri politici allo Spielberg venivano messi a fare la calzetta anche loro, per umiliarli, eccetera, eccetera. È un fatto. E in queste pubblicazioni, questi libri che ho qualche volta riesumato, come per esempio quella di Matilde Serao, una scrittrice non male, ci sono le ispettrici che vanno a fare visita nella scuola normale, cioè nell'istituto magistrale di allora, arrivano nell'ora che dovrebbero fare la calza e scoprono che è una materia che non fanno più volentieri e si sdegnano. Ma come? C'è però l'ideologia del fare la calzetta. Naturalmente, in uno scontro storico le ideologie appassiscono e quella ideologia sta appassendo. Qualcheduno comincia a pensare che no, anche le ragazze possono studiare. Sì, ma quanto, quando, che cosa? Se anche le figlie dei liberali e dei massoni in realtà, i loro padri, i loro fratelli, i loro fidanzati, i loro prossimi mariti pensano che sarebbe meglio che non si istruissero troppo. Allora questo vuol dire che metà della popolazione è in dubbio se sia bene partecipino di questo grande progetto di rieducazione. E il popolo? E le classi popolari? Sì, ma quanto? Istruzione?
Nella seconda metà dell'Ottocento la concezione del mondo è il positivismo, dunque istruzioni, imparare a fare questo, quello, quell'altra cosa, istruirsi, le tecniche, i manuali Hoepli del grande editore svizzero-milanese. Ma l'istruzione però crea qualche problema, perché appunto impara l'arte e metti da parte, sì, ma per farne cosa? Meglio dunque l'educazione. Istruzione, ma è l'educazione che corregge, ingloba, limita l'istruzione e i suoi danni. E quindi anche qui abbiamo un progetto di fare l'Italia attraverso la scuola, però dall'interno limato e limitato dalla preoccupazione che l'istruzione dia, diciamo così, armi improprie alle classi popolari. Tenete presente che l'altro grande strumento di educazione è la leva obbligatoria, all'inizio per 5 anni, poi un po' meno, ma sempre molto lunga, le caserme, eccetera. Ma chi va a vedere le caserme vede che sono double face, contemporaneamente servono a tenere dentro questo popolo armato e quello che è sempre stato, quante volte i castelli sono al centro di una città e non sono in realtà pensati per il nemico esterno, ma per il nemico interno. Tenete presente che il popolo viene sì chiamato a fare il soldato da subito, però il diritto di voto è in una legge del 1912, cioè mezzo secolo dopo. Paradossale, no? Il fucile glielo davano, ma il voto glielo danno soltanto alle prime elezioni del 13. È vero che subito dopo c'è la guerra e quindi lì cambia tutto, perché milioni di popolani sono armati. E che cosa ne faranno di questo fucile? Lo si saprà nel 19, o prima ancora lo si teme nel 17. Ma qui sto tornando alla Grande Guerra. Allora, le donne a fare la calzetta, le figlie liberali dei massoni non studiano. Adesso comincio da un episodio. Aspetta, teniamo d'occhio l'orologio. Quanto mi date? Beh, no, sapevo che era appena all'inizio, ma volevo sapere globalmente anche quali sono le vostre abitudini. Dunque, c'è un certo Salvatore Calvino, che era stato un Garibaldio dei Mille. Ecco, le storiche delle donne ormai qualche decennio fa si sono accorti di questo bel personaggio. C'era una sua parente, credo a giudicare il cognome, che si è trovato certe carte d'archivio in famiglia e ha scoperto che questo avo, dopo aver fatto il garibaldino, diventa provveditore agli studi. In contatto con il ministro della pubblica istruzione, anche De Santis, studiando il suo carteggio, vedendo quello che scrive, si vede come il ministro della pubblica istruzione pro tempore sia tutt'altro che inaccessibile, lontano. In realtà abbiamo anche così, nomina ad personam. Il ministro De Santis dice, si è creato un vuoto nel classico di Senigallia, che ci mandiamo, eccetera, eccetera. Tutto ciò può avere a che fare anche con motivazioni non positive, con raccomandazioni, con pastette personali, indubbiamente c'è anche questo, ma sta anche dentro la costruzione, la realizzazione di un progetto in cui il ministro si sente non un burocrate, ma un uomo d'azione che agisce per via scolastica, quando è De Santis, ma capita che anche altri ministri del tempo siano notevoli. Bene, anche Calvino avrebbe potuto essere qualche cosa di più di un provveditore. Ad ogni buon conto, per un certo periodo il territorio che gli affidano sono le Puglie, dopodiché lo mandano alla sua regione, che è la Sicilia, e lì comincia la battaglia. Cioè, trova che dappertutto ci sono già le suore, possibilmente francesi. Voi sapete perché, no? Più chic. Ma oltre che più chic anche poneva qualche problema. Anche gli ordini religiosi in fondo fanno parte di progetti politici complessivi, se poi sono francesi.
non meno, ma forse di più. E quindi Calvino, come altri uomini politici che riduci dal Risorgimento, dicono non è soltanto un problema di preti e di suori, di ideologie, di religione che sopraffa la politica, è anche un altro paese che pone le sue grinfie di qua e di là. Allora bisogna saperle mettere al loro posto, che significa chiudere gli edugandati borbonici a Napoli o nell'altra capitale del Regno delle Due Sicilie, Palermo. Su questo abbiamo pagine interessantissime, perché uno dei grandi luogotenenti di De Santis è Luigi Settembrini, alcun altro grande nome di intellettuale, di letterato, che è stato in carcere, è stato sulle barricate, insomma ha fatto l'uomo d'azione e adesso continua a fare l'uomo d'azione, ma nelle nuove condizioni, perché lo Stato c'è, si tratta di farlo funzionare. Diventa l'uomo di De Santis per chiudere o ridurre l'egemonia clericale nel sud. E a un certo punto c'è uno scontro tra il provveditore Calvino e un sindaco di, non mi ricordo quale cittadina pugliese, non siamo a Lecce, è un po' più piccola. Se la cantano sia privatamente in corrispondenza, sia sulla stampa dell'una e dell'altra parte. E questo signore meridionale glielo dice apertamente, dice: voi che venite da Roma, voi che avete fatto politica, eccetera, avete un'idea della donna che non è la nostra. E noi non vogliamo che veniate da fuori vuol dire da Roma, dalla capitale, dall'Italia Unita, a storpiare, a trasformare il modo di pensare delle nostre ragazze. Ce la vediamo noi. Allora, quando ci si trova di fronte a un reazionario, va bene, è lo scontro tra due possibilità, tra due idee del paese. E la storia d'Italia è proprio così, plurima. È solo che certe volte il padre o il marito ha fatto il Risorgimento, però la sua visione delle cose non arriva a ricomprendere le donne all'interno del rinnovamento possibile e necessario. Proseguo con i personaggi e gli episodi, gli eventi del quello che io ho chiamato il viaggio in Italia del docente. Sapete che nei secoli scorsi lo studente svedese, inglese, tedesco, francese coronava il periodo dell'educazione, sì, avevano i soldi in famiglia naturalmente, facendo il viaggio in Italia, andando a vedere le bellezze naturali e artistiche. Ho preso questa frase qui e ho detto, beh, ma anche l'insegnante che viene mandato in giro all'epoca, non semplicemente della sua provincia, della sua regione, ma molto di più, da nord a sud e da sud a nord, perché il criterio era lo stesso che al momento della leva, farli girare e farli conoscere l'Italia. Il mio amico Giorgio Roscià ci spiegava che in realtà non era solo per fargli conoscere l'Italia, ma perché in caso di agitazioni sociali e di scioperi era più facile farli sparare sui civili se non erano quel reggimento nella regione di provenienza, che è una visione più cinica ma pragmatica e realistica. Non vale naturalmente per gli insegnanti il viaggio in Italia, lì può essere per davvero una forma di conoscenza territoriale estesa. Però cosa succedeva? Faccio qualche esempio. Dino Mantovani, se ci sono, come mi auguro, tra i presenti appassionati di Ippolito Nievo, riconoscono il suo primo biografo. Dino Mantovani nell'anno 1900 pubblica una prima biografia, quasi una prima, dell'autore delle Confessioni dell'Italiano, da Treves nell'anno 1900. A quel punto Mantovani è arrivato, ma quando era partito dal Veneto era andato a Roma sperando di avere la fortuna del giovane D'Annunzio, che arrivando dall'Abruzzo era andato a Roma e si era subito affermato nei salotti tra i cavalli e le dame e i giornali della capitale. E lui avrebbe voluto
gli succedesse la stessa cosa, non gli succede. E dopo un po' il ministro della pubblica istruzione gli assegna un posto in un liceo, se ben ricordo, di Senigallia. In quel momento il ministro è Martini, lo scrittore toscano. Altro interessante personaggio che ritroveremo forse. E comincia la trafila del professor Mantovani, che non ce l'ha nessuna voglia di essere, a un certo punto, non ce l'ho con Teramo, ma lui scrive così, è a Teramo e non è più. Si sente insabbiato a Teramo, ma molti insegnanti del tempo hanno la propria Teramo, dove si sentono arenati, e quindi cominciano le trafile per avere il trasferimento e tornare. E allora, siccome lui non ha dismesso le sue voglie di fare lo scrittore, di fare il giornalista, di fare l'intellettuale, raccoglie delle lettere, degli articoli in forma di lettere a intellettuali che invece ce l'hanno fatta a rimanere in città, a trovarsi la possibilità di lavorare in città. E scrive perciò le lettere dalla provincia. Me ne ricordo una in particolare mandata a Pompeo Molmenti, che era il grande difensore della Venezia tradizionale, lo studioso dei costumi della Serenissima, eccetera, eccetera. E il giovane professore dice: che bello, ti ricordi quando passammo tutta la giornata alla biblioteca Marciana? Che bellezza! Tutti i bibliotecari ormai erano amici, ci davano 10 libri invece che 2 come avrebbero dovuto. E lì scrivevamo i nostri libri, vorrei questo, invece sono qui a Teramo. Dopodiché, di trasferimento in trasferimento, torna a nord, e in particolare tra Veneto e Friuli, e scopre Nievo. Nievo è di lì, no? Un po' veneto, un po' lombardo, un po' friulano. Per cui, dopodiché riesce a farsi mandare a Torino, e lì riesce a scrivere questo libro e a farlo pubblicare dal grande editore Treves. Ecco quindi una risalita dagli inferi della provincia. Vi racconto un altro episodio. C'è Umberto Cosmo, chi sa di Gramsci sa che è un amico compagno socialista riformista di Gramsci a Torino. Anche Cosmo viene dal Veneto, ma si torinesizza. È un dantista, libero docente che ha contatti con l'Università di Torino per studiare, ma prima era stato mandato in Sicilia. I suoi parenti dicono: attento, promuovi tutti, per carità, perché lì hanno la pistola facile. Ma lui non è di quest'idea, lui vuole fare l'insegnante per davvero. Arriva nella pensione dove ci sono diversi impiegati pubblici che come lui vengono dal nord, e dice, e tutti gli altri, dice, non vedono l'ora di tornare a casa, e si organizzano, e chi conosce l'onorevole, chi chiede per avere il trasferimento, eccetera. E Cosmo invece la pensa diversamente. Ma come? Siamo venuti qui per fare gli insegnanti, per fare il nostro mestiere. Non so se sia arrivato a usare anche il termine missione, ma la sostanza è questa. E allora che fa? Siamo negli anni 90. Cosa fanno i bravi giovani negli anni 90 dell'Ottocento? Si iscrivono al Partito Socialista, naturalmente, perché il Partito Liberale ha saputo guidare nelle sue varie correnti il Risorgimento, ma adesso bisogna andare oltre. E andare oltre vuol dire essere perlomeno con Filippo Turati. Infatti il professor Cosmo non è che sia un grande rivoluzionario, però insomma negli anni 90 nasce la CGIL, nasce il Partito Socialista, eccetera. Se ce la faccio, se il tempo me lo suggerirà, potremmo parlare di De Amicis e del suo romanzo mancato, nel senso che non viene stampato subito, ma 80 anni dopo, e che si chiama Primo Maggio. Pensate che De Amicis era partito militare, ufficiale di mestiere. All'inizio, quindi all'altezza dell'Unità d'Italia, e quindi scrive con molto successo racconti di ambientazione militare, l'Unità d'Italia per via militare, la leva, i piccoli eroi sconosciuti, la penna
del grande divulgatore civico ce l'aveva già prima di cuore, come lo dimostra poi quando si fa caricare su una delle navi degli emigranti e quindi vive per decine di giorni tutta la vita faticosa, difficile e lunga degli emigranti che vanno verso le Americhe. E finché all'inizio degli anni 90, in concomitanza con la nascita del partito e del sindacato, cambia idea e scrive 1° maggio. Poi però un po' lui, un po' Treves, che è il suo editore anche in questo caso, non considerano finita o prendono paura, chissà. Insomma, fatto sta che il povero Edmondo ha i suoi problemi anche in casa, la moglie è furente contro di lui, che ha osato fare questo passo fuori del seminato, diventare socialista. Ma il senso del libro è proprio questo, come l'insegnante di una scuola media superiore torinese, cogliendo l'umore dei tempi e gli strumenti politici dei tempi, diventa socialista, comincia a frequentare i muratori, operai di vario tipo, eccetera. Morrà in uno scontro armato. Il libro verrà pubblicato generazioni dopo, ormai depotenziato, nei paraggi del 68, figurarsi come poteva piacere un libro turatiano. Ma quando De Amicis, al momento in cui Filippo Turati viene processato per i fatti del 1898, si presta a fare il testimone. Certo, poi la testimonianza può piacere o no, perché dice Turati, bravissima persona, no? Violento lui, mai no, ma quando mai, eccetera. Però poi alla fine del processo c'è un gesto che non ci verrebbe naturale attribuire al mite Edmondo De Amicis. Chiede al Presidente di poter andare a salutare Filippo Turati. Lì nella sala del tribunale va e gli stringe la mano. Sono 2 socialisti riformisti, tutti e 2. In quel momento lì essere socialista riformista non era poco. Bene, anche Cosmo addita questa via. In Sicilia non bisogna cercare di scappare via il più presto, bisogna trovare la via per fare qualcosa di buono. Tanti altri fanno così. La Calabria, altro luogo in cui andare a misurare se stessi, la capacità di fare qualche cosa per ammodernare il paese. Il grande gregista Manara Valgibigli, che poi per decenni insegnerà Liviano nella facoltà di lettere padovana, anche lui aveva fatto l'insegnante medio per anni. Ed era stato a Messina la prima volta. Poi arriva il terremoto e chiede al ministero di esserci rimandato. Non ci sono soltanto le fughe da Teramo, diciamo così, simbolicamente. C'è un Giuseppe Isnardi, per esempio, ligure piemontese, che anche lui va in Calabria e non dico si innamora della Calabria, ma riconosce tutte le cose che ci sono da fare e non vuole scappare rispetto a ciò che bisogna fare. Quindi diventa il fondatore di associazioni per la scuola, e la Calabria è il meridione, avrebbe potuto essere la Basilicata o la Sicilia o la Puglia, è il sud, è il problema del sud. Una delle ragioni per scrivere questo libro è che oggi si parla troppo del Mezzogiorno solo in chiave di brigantaggio, e magari di brigantaggio in chiave non brigantesca, ma chissà mai quale chiave di partigianato o borbonico alla luce del famoso caffè tra mafioso e borbonico. Tutti avete colto naturalmente il riferimento al caffè, non dovrò mica fare una nota a pie pagina per il caffè, no? Ecco. Racconto anche il caso Augusto Monti o un quarto d'ora. Augusto Monti parte da Bosa, prima nomina a Bosa, il peggio del peggio, mi scuso con i sardi presenti, ma allora ti mando in Sardegna, era già insomma una bella minaccia, ma a Bosa era il massimo del massimo.
e lui viene mandato a Bosa. Parte quindi dal Piemonte pieno di buona volontà. Sarà tanti anni dopo un docente del famoso liceo d'Azeglio, no, il CLU, dove avrà Bobbio, Foa, Paietta, Mila, Ginsburg, per allievi tutti. Insomma, non male. Ma questo avviene tra gli anni 20 e gli anni 30, per il momento siamo alla fine del secolo precedente. Va a Bosa pieno di voglia di ben fare. Sì, però prima lo cambiano di classe e quindi lui racconterà nel libro del 62, I miei conti con la scuola, che è il libro a cui facevo riferimento, racconta la tristezza ogni mattina quando arriva a scuola, vede i suoi alunni per qualche settimana, che ha abbandonato perché ha cambiato sezione, e questi ragazzini che lo guardano e poi si sussurrano in dialetto, va via. Vuol dire che il rapporto didattico aveva già cominciato a funzionare, e però si era subito interrotto. Perché? Perché così fa parte della carriera scolastica, questo albe e tramonti che possono succedersi anche rapidamente, non tutti vivono per anni e anni all'interno della stessa scuola, molti passano da una scuola all'altra, ma almeno era a Bosa, in un'altra sezione, se non che c'è chi briga per lui, sua sorella ferocemente monarchica, riesce a far accettare una raccomandazione dalla regina. E quindi suo fratello si ritrova vicino a Torino nel giro di 1 o 2 anni, molto, ma molto prima di quello che pensava. Potrebbe rifiutare. Sandro Pertini ha rifiutato quello che aveva fatto sua madre, cioè di chiedere la grazia a Mussolini, ma Monti non è Pertini. Quindi si rende conto che è un po' contraddittorio, ma insomma segue la sua trafila. Le trafile scolastiche sono fatte anche di questi adattamenti. Dopodiché, naturalmente, Monti rimane quello che è, un personaggio straordinario, autore di un bellissimo libro e così via. Prima ho nominato Manara Valgimigli. Valgimigli fa la sua trafila, fa il suo viaggio d'Italia a scuola. A Massa si trova accanto a Balbino Giuliano. A quel punto sono socialisti tutti e due, ma Balbino Giuliano sarà poi fascista e anche ministro della pubblica istruzione, coinvolto nella vicenda del giuramento dei professori anche universitari. Tralascio una serie di altri episodi che avrei preparato, che se ci sarà discussione forse riuscirò ad inserire, visto che ho nominato il giuramento per rendervi più difficoltosa la faccenda. Cioè noi diciamo giuramento dei professori universitari, solo una dozzina o poco più che hanno rifiutato di giurare, siamo nel 1931. Su 1200 che erano persone ordinarie, poi arrivano gli incaricati e poi il numero si allarga perché anche i primi della classe, ancora studenti che pensavano di fare gli assistenti e poi diventare professori, anche loro sono bloccati in partenza da questa nuova normativa che richiede di dichiarare la fedeltà anche al Duce, anche al partito fascista, ed è questa la novità. Perché De Santis, il grande De Santis, quando aveva avuto cura d'anime, prima ancora di diventare ministro di pubblica istruzione, gli era stata affidata di rigovernare l'Università di Napoli, ne butta fuori più di 30 in un colpo solo di professori. Perché? O perché ignoranti, passi, anche se si aprono naturalmente problemi, chi lo decide, chi non è, o perché borbonici, qualche problema si pone. E se andiamo avanti, negli anni 20 c'è un succedersi di norme in cui via via
sempre meno docenti vengono esentati dall'obbligo di giurare fedeltà allo Stato. Il 31 è soltanto lo zucchero sulla torta, diciamo così, perché bisogna giurare fedeltà al partito oltre che allo Stato. Ma in precedenza, per esempio, prima colpiscono i maestri, già gli impiegati pubblici dovevano giurare fedeltà, i maestri. Siamo negli anni 20, nel giro di un quinquennio o poco più, tra la metà degli anni 20 e la fine, d'un tratto il ministro Pietro Fedeli, uno storico fra l'altro, con una circolare dice che ci vuole il crocifisso in tutte le aule. Una circolare, come se fosse cosa da niente. Uno scontro ideologico di questo tipo condensato nella miseria di una circolare. E ci sono persino interventi di Gentile, sapete che l'uomo forte è Gentile, il realizzatore di una riforma della scuola che l'idealismo preparava da anni prima del fascismo, ma a cui Mussolini dà gambe, va detto, perché si realizza con il fascismo. Croce era stato ministro della pubblica istruzione prima di Gentile, con Giolitti, ma no, non c'è la riforma Croce, c'è la riforma Gentile. Allora Gentile a un certo punto, davanti alle proteste perché i maestri elementari devono insegnare interpretando la religione cattolica come il coronamento, la chiave di volta, almeno a livello di scuola elementare, c'è chi protesta e dice: ma come? Questi maestri magari si sono formati con il positivismo 20-25 anni fa, non sono abituati, non ci credo. Sottinteso, sono anche massoni, sono anticlericali. Gentile ha una risposta chiarissima. Dice: la storia d'Italia è storia cattolica, è storia cristiana. De Santis aveva ragionato diversamente, ponendo gli accenti in maniera diversa sulla stessa storia. E se i maestri non ci vogliono stare? Gentile aveva una risposta: possono fare un altro mestiere. E così è, infatti. Come vengono mandati via molti ferrovieri che hanno osato scioperare, così si allontanano molti maestri elementari che non si riconoscono in questa nuova Italia in cammino, per dirla con un titolo del grande storico Gioachino Volpe. Ultimi 5 minuti? No, ne hai almeno 6. Ma che meraviglia, che meraviglia. E visto che dall'inizio ho impostato le cose nel senso della laicizzazione imperfetta, sapete, nel 29 c'è il concordato, i patti lateranensi, e nel 31 dunque il giuramento. Il giuramento comporta però una eccezione straordinariamente ambigua. Cioè c'è ormai l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. C'è Padre Gemelli. Tale è ormai la forza crescente di Gemelli e viceversa decrescente di Gentile. Gentile è ancora forte, intendiamoci bene, rimane un regista della cultura italiana per tutto il periodo fascista e non per niente diventerà il bersaglio del Gap fiorentino. Però certo che Gentile era stato più forte prima e Gemelli ha ridimensionato il potere e l'egemonia idealista gentiliana sulle cose della cultura all'altezza della fine del primo dei 2 decenni fascisti. Insomma, Gemelli, brigando con il Vaticano e con la forza complessiva della Chiesa e col senso di opportunità, di opportunismo di Mussolini e dei fascisti, che cosa ottiene? Ottiene che i professori della Cattolica possono non giurare. Mentre gli altri debbono giurare fedeltà, loro possono non giurare. Già questo è una cosa grossa, ma è ancora più grossa il fatto che di tutti solo 4 si servono della possibilità di non giurare. Meraviglioso.
per dire a che punto siamo giunti. Ma Gemelli avrebbe voluto ben prima del 1929 e 31 arrivare a concretizzare il restaurato potere, la restaurata egemonia clericale sull'Italia. E qui torniamo alla Grande Guerra. Perché infatti non consacrare l'intero esercito italiano al Sacro Cuore di Gesù? Si è chiesto Gemelli e non ha saputo darsi una risposta. Perché non farlo, infatti? E quindi ha cominciato a brigare con Cadorna. Vi ricordo che Cadorna, ad onta di quelli che pensano oggi i nemici dei generali assassini, era un cattolicone pieno di suore nella sua famiglia che è tutta al femminile. Però la richiesta, insomma, non è facile, in blocco l'intero esercito, quindi lo si può fare per reparti, per battaglioni. L'idea comunque di per sé è straordinaria. Uno dei personaggi che ho incontrato strada facendo è il capitano Santo, ecco, potrebbe essere una chiusura, potrebbe essere questo. Chi di voi ha studiato lettere a Padova ricorderà l'aula più grande del Liviano, che si chiama Aula Negri. Non si tratta di Toni Negri. Per quanto? Sì, i due negri sono tutti e due le grandi speranze del vescovo pro tempore, che poi Antonio Negri, detto Toni, abbia continuato a seguire le vie degli assoluti, ma colorandoli politicamente in maniera diversa da come era all'inizio, è un fatto. Il nostro giovane Negri era di Este. Di Este i clericali di fine Ottocento dicevano Este sempre guelfa e la immaginavano come una piccola grande capitale, immaginavano giusta, realisticamente, come una piccola grande capitale nella storia del cattolicesimo, non solo veneto ma italiano. Il ragazzo che studia lettere a Padova e in parte a Firenze quando va a fare il militare, il ragazzo è il leader promettentissimo dei cattolici di Este e di Padova, dove, essendo studente, diventa il capo dell'associazione studentesca clericale. All'inizio del Novecento non è facile. La laicità, l'anticlericalismo, oltre che il socialismo, sono ancora forti, all'università in modo particolare. Quindi il nostro giovane Negri si trova all'opposizione nel momento in cui è il leader dei clericali. Ma che cosa gli combina il suo vescovo? E in generale che cosa gli combina la sua Chiesa? Di cambiare cavallo, politicamente parlando, da clerico intransigente a clerico moderati, da oppositori dello Stato a stampella dello Stato liberale contro l'insorgente socialismo, che è peggio del liberalismo. E infatti 1913, patto Gentiloni, prima elezioni politiche con il suffragio universale o quasi maschile, timore dei liberali di perdere in moltissimi collegi, accordo del candidato liberale laico con i parroci per avere i voti là dove si calcola che il liberale abbia possibilità di riuscire in un cattolico. Vi ricordo che all'epoca non c'è un partito dei cattolici, c'è la Chiesa, c'è l'Azione Cattolica, c'è l'Opera dei Congressi, sono le varie istituzioni della Chiesa, non c'è ancora il Partito Popolare che è del 19, né c'è la DC, anzi DC è una brutta parola, è il grottesco della storia. Passano pochi anni e sappiamo come va finita. Bene, e quindi il povero giovane Negri primo, non Negri secondo, si trova quindi a essere spiazzato, perché da grande speranza dei clerico intransigenti diventa una palla al piede, e il vescovo di Padova naturalmente, che lo sgrida e che mette, diciamo così, fuori legge, tra virgolette, quelli che ad Este non sono capaci di cambiare, così come avviene con i
3 fratelli monsignori di Bassano e Breganze, gli Scotton, così come avviene a Vicenza, la Sagrestia d'Italia. C'è un quotidiano clerico intransigente che non si affretta a mettersi in riga. Il vescovo interviene pesantemente. All'epoca il mondo cattolico usava spesso e volentieri la parola l'esercito cristiano, l'esercito cattolico. Non è una brutta parola dei detrattori, è un modo di vedere se stessi. E così si potrebbe finire anche così. Non ho mai finito prima con un "e così", ma potrebbe essere la prima volta. Grazie. Abbiamo 25 minuti, sapete che alle 7 bisogna uscire, per delle domande. E allora, per rompere il ghiaccio, la prima la faccio io. Hai accennato, magari ci torniamo sopra, al discorso del femminismo. E a differenza tua, io non mi sono ancora stancato della Grande Guerra, per cui torno lì. Hai parlato del femminismo cattolico, hai tirato fuori hai affrontato una neutralista cattolica come Elisa Salerno, e ti chiedo come mai nel tuo percorso manca invece la neutralista socialista, una Alpalice Cuman-Pertile che, oltre che essere di Marostica, è anche una protagonista prima del neutralismo, e lo paga caro, e poi della scuola elementare, perché lei è un'autrice di libri per la scuola elementare, di libri che fra l'altro vanno a essere pubblicati da un editore dello spessore di Bemporad, che poi troveranno grossi problemi solo durante il fascismo. Allora, era una tua scelta voluta quella di non parlare di quel tipo di socialismo, del socialismo femminile di Alpalice, o semplicemente non rientrava nel percorso che ti eri scelto? No, è semplicemente crassa ignoranza da parte mia, ma sono pronto a leggere il saggio che tu vorrai al più presto scrivere sulla Cuman-Pertile. Volentieri. No, ma io no, a parte il fatto, Mario, che non è ovviamente il mio campo, io faccio la storia comunitaria, basta, ma su Alpalice Cuman-Pertile negli ultimi anni sono stati realizzati 2 convegni anche di grosso spessore, proprio ad opera non solo dei pedagogisti, ma anche appunto di chi si è occupato di neutralismo e di Grande Guerra, perché lei a Vicenza si trova a fare uno dei grandi discorsi che finisce sul giornale di Vicenza, anti-Battisti, di rifiuto dell'intervento a Vicenza di Battisti. Lo paga caro perché gli studenti del Fogazzaro l'aspettano fuori porta di casa sua e vogliono menarla di brutto in nome dell'interventismo. Tant'è che poi, quando la guerra scoppia, lei viene messa a domicilio coatto e da Vicenza viene spedita, da Marostica, viene spedita in Toscana e deve rimanere per tutta la guerra. E al ritorno fa fatica a far accettare a Bemporad appunto quel suo libro per la scuola elementare, I primi voli, che in realtà era uno dei libri, diciamo, di punta anche di Bemporad come editore, perché poi il fascismo andrà a fare le pulci sul tipo appunto di italiano che lei vuole creare, per cui ti ripeto, non è mio, ma è una figura che sì, merita forse di essere recuperata non solo a livello marosticense. No, se qualcuno di voi ha domande, credo ci sia il microfono in giro, quindi sì, Stefano ce l'ha, quindi immagino che qualcuno voglia fare qualche domanda. Tra Gentile e Don Milani c'è di mezzo però anche la Costituzione della Repubblica Italiana nel 1948. E a questo proposito lei ha trovato qualcosa di interessante a livello appunto del rapporto fra questa Costituzione, questo nuovo Stato e il mondo della scuola? Ovviamente siamo dalla stessa parte rispetto ai valori della Costituzione repubblicana, un miracolo di equilibrio negli incontri di chi era stato
relativamente diviso fino a quel punto e assai più lo sarà successivamente, e sempre più in fondo si dimostra di esserlo. A me viene in mente, oltre che la Costituzione repubblicana, su cui non ho particolari riserve, però l'articolo 7, però la continuità del concordato, questo ce l'ho sempre in mente, ecco, come riprova di una fenditura interiore nella storia del paese che lascia irrisolto questo problema dei rapporti tra chi è credente e chi non lo è, ma passi chi è credente a fare i suoi, ma le ricadute di ordine civile dell'essere credente, che sono invece affari nostri. E lì Togliatti e il suo gruppo dirigente del Partito Comunista decise pragmaticamente, realisticamente, non escludo che abbia fatto bene dal punto di vista del pragmatismo e del realismo, che le sinistre non avevano la forza di andare allo scontro radicale con i cattolici, dentro poi il quadro internazionale che andava profilandosi. Faccio parte di quei pezzi d'Italia che preferisce riconoscersi in altre storie, ma senza la riprova che altre storie avrebbero potuto concretizzarsi meglio e pervenire al successo. Per cui quello che possiamo dirci è appunto l'unità del paese interiore, nel senso delle verità riconosciute per tali, non c'è. Ce la possiamo cavare buttandola in pluralismo. Qualche volta il pluralismo ci salva. La dialettica delle posizioni diverse e persino degli opposti. Al dunque non sempre è così. Quando appunto dovevo trovare il sottotitolo e al termine della cavalcata attraverso tanti personaggi ed eventi, mi sembravano tanti, ma evidentemente erano naturalmente molti di più, sono trovato di fronte alla necessità di trovare un pilastro non solo cronologicamente ma ideologicamente opportuno per chiudere la cavalcata aperta da De Santis. Mi è venuto in mente Don Milani, perché dopo 100 e più anni di tentata riconquista del paese guelfo, sempre stato guelfo, non vale mica per est soltanto, ovviamente. Dopo 150 anni, se la riconquista fosse avvenuta per via di Gemelli, passi. Certo, famiglia laica, progressista, mezzo socialista, convertito mentre era studente universitario, Gemelli, bei problemi anche nel caso di Gemelli, cioè non è che venga da una famiglia clericale e reazionaria, intendiamoci bene, crisi, insomma, difficoltà di assestamento e di equilibri ideali instabili anche davanti a un personaggio che parrebbe come padre Gemelli. Questa universale paternità che ci viene lessicalmente inflitta, a cui non possiamo rinunciare perché automaticamente lui è padre. Ma guardate, anche negli indici dei nomi ci sono certe cariche che devono venire riconosciute. Nessuno è ingegnere, nessuno si sogna mettere ingegnere, ma si è vescovo, cardinale, vabbè, è così, è la storia d'Italia, bellezza. E allora torniamo a noi. Se fosse stato, avessi potuto dire da De Santis a padre Gemelli, vabbè, ma non è così, è molto più complicato. A Don Milani. E Don Milani diventa la bandiera e il vessillo del 68 e del 77 delle sinistre, ma si può. Non è invece il lieto fine, tra virgolette, lieto, naturalmente
di uno scontro secolare, il recupero. Certo, ha detto male dei cappellani militari, è importante, ma basta questo? In realtà io ho visto riaffiorare le incrinature profonde della storia del paese anche attraverso questa straordinaria figura. Anche lui un convertito, anche lui viene da una grande famiglia intellettuale di ebrei, quindi con tutti gli eccessi di zelo dei convertiti, vale per tutti naturalmente, in qualunque direzione i convertiti hanno sempre bisogno di dimostrare che sono veri nelle nuove posizioni e non erano veri nelle precedenti, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, professore, ci può dire qualcosa, rapporto tra Russo e Gentile? Ah, che bellezza, che bella domanda. Mi piace molto. No, non vedo chi me l'ha fatta, laggiù. Ah, ecco perché laggiù. Cioè, Luigi Russo sarebbe, come dire, uno dei miei maestri, di penna di sicuro. Da altri punti di vista ho qualche esitazione a dirlo, perché seguendone gli itinerari, insomma, non sempre così, ma certo è che dagli anni 60 e fino alla fine della rivista io sono stato un collaboratore e alla fine anche di più della rivista Belfagor, una delle grandi riviste fondate e dirette dal grande storico della letteratura. Lui, come altri, aveva il problema di come posizionarsi rispetto a Croce e Gentile. Chi è padre e chi è zio? Una parola, dipende dai periodi sostanzialmente. La pretesa sua o di Adolfo Modeo, che sarebbe suo fratello o suo cugino, diciamo così, che avrebbe dovuto essere condirettore di Belfagor, se non che muore nel 1946 quando nasce Belfagor. E quindi Belfagor, che prende il nome di un diavolo, no? La rivista dovrebbe essere così cattiva, malvagia, sulfurea, che ha bisogno del nome di un diavolo. E allora si ritrova Russo ad essere l'unico direttore, mentre avrebbe voluto continuare a fare il paio con Gemelli, come era avvenuto negli anni 20 e 30 e fin dai tempi della Grande Guerra, perché nel 1917 Gentile trova a Russo la possibilità di insegnare agli ufficialetti in via di formazione. Un ciclo, diciamo, di educazione civica alla grande, alla scuola militare. Dispense che diventano un libro che escono, mi pare, in 5 o addirittura in 6 edizioni, a un certo punto con una recensione molto favorevole di Gentile che diventa prefazione del libro di Russo. Con le complicazioni degli anni 40, prima e dopo l'aprile del 44. Come situarsi un russo che diventa candidato del Fronte Popolare nelle elezioni del 48 di fronte a Gentile. D'altra parte questo è un problema che riguardava diversi altri intellettuali di area, prevalentemente di area umanistica. Gentile era stato il grande regista della cultura umanistica negli anni 20 e 30, dalla riforma prima con e dopo la riforma Gentile. Russo voleva continuare a fare le riviste. Belfagor non è la sua prima rivista, è la continuazione del suo fare pubblicazioni di intervento sulla cronaca, estraendo dalla cronaca grandi questioni. Ma lui aveva cercato di farlo anche negli anni 20 e 30. Come era possibile? Come era possibile continuando a fare il professore all'università, pur essendoci in mezzo il giuramento? Giura. Si rende compatibile Russo, come altri, come Cantimori, come tanti, come Chabot, come tanti altri dei grandi, si rende compatibile nelle compatibilità di fase. Chi lo sapeva che il fascismo sarebbe caduto? E poi sarebbe caduto il fascismo senza la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale? Siamo seri. Dunque,
quelli che hanno avuto, come Piero Calamandrei, altro personaggio del giro, la forza e il coraggio di tenere un diario. Era difficile tenere un diario negli anni 20, negli anni 30, dove lo nascondevi. E se te lo trovavano in casa, mettevi nei guai non solo te stesso, ma i tuoi familiari ed altri, eccetera. Calamandrei, Russo, Omodeo, Marchesi ed altri sono i famosi rettori dei 45 giorni. Tra il 25 luglio e l'8 settembre ci sono questi generali della riserva universitaria che sono rimasti all'università, e ci sono rimasti vuol dire che hanno giurato nel 31. Ma insomma, continuando a problematizzare il proprio ruolo, salvando il salvabile, distinguendosi dagli altri. Per cui, ma per esempio, rileggevo giorni fa il diario di Ranuccio Bianchi Bandinelli, il grande archeologo senese fiorentino. Calamandrei, diventato rettore, lo vorrebbe nella commissione di epurazione dei colleghi. Bianchi Bandinelli ha la correttezza di dire: ma io cosa ho fatto più di loro? Perché dovrei diventare un epuratore lasciando ai miei colleghi il ruolo di epurati? In realtà avrebbe potuto dirlo al rettore che gli offriva di entrare nella commissione, perché Piero Calamandrei diamine, aveva lavorato al codice con il ministro della giustizia Grandi all'inizio degli anni 40. Dunque, come si sopravvive in una dittatura? Facendo il deserto, cambiando assolutamente mestiere. Stiamo parlando del mestiere intellettuale, chi deve parlare e scrivere in pubblico, questo è il problema. Altri mestieri sono più defilati, naturalmente, ma questo mestiere qui, in cui tu devi parlare, non parli solo tu, parli anche per altri, additti la via, una parola. Nel caso Russo Gentile c'è poi di mezzo la direzione della scuola normale di Pisa. Non ne ho parlato questa sera, ma è uno dei punti alti dell'impalcatura scolastica, non solo accademica, italiana. Non si trattava nelle idee generali di formare solo attraverso la frequentazione della normale, la dura selezione per entrarci, i futuri professori universitari, ma in generale, grosso modo, i professori dei licei di tutto il paese. Quindi qualche cosa di distillato in modo più analitico e diffuso, cultura diffusa. Molto importante, quindi ho dato parecchio spazio attraverso quelli che sono riuscito a identificare di diari, ricordi, corrispondenze di ex studenti normali ai professori. A un certo punto Russo si trova ad ereditare il ruolo di direttore della scuola normale di Pisa dopo Gentile. Il discorso che fa Russo sul finire della guerra davanti anche alle autorità alleate è un discorso meditato a fondo, non tirato via, difficilissimo da fare, con forme di correttezza e di riconoscimento e di riconoscenza anche nei confronti di Gentile. Quello che succede subito dopo però è che Russo viene mandato via, ma non è stato mandato via da Gentile, che naturalmente non lo può più fare, non lo potrei più fare. Viene mandato via da Gonella, quando la DC scopre che non bisogna perdere, la DC non può assolutamente perdere il Ministero della Pubblica Istruzione. D'ora in poi Gonella, che non era uno dei democristiani peggiori, intendiamoci bene, c'era e come di peggio a livello di classe dirigente del partito. In Belfago Gonella godrà sempre della gratificazione di una doppia N, Gonnella. Si potrebbe andare avanti.
Ecco una mano che si leva. Ma qui si discute, era vero quello che ricordavo della biblioteca di Bassano, si discute. Ho fatto bene a tornarci allora. Bene, la domanda parte da una fotografia che ho presente e che brevemente illustro. Si vede la classe terza A, unica sezione tra l'altro del liceo classico, se ricordo bene anno 1940-41, con tutte azzurre da operai dentro un laboratorio circondati da trapani, lime, frese, eccetera. Effetto della riforma Bottai, che cercava di mettere insieme il mondo del lavoro e il mondo dell'umanesimo intellettuale. Ecco, questa riforma che peso ha avuto, se ce l'ha avuto, nella storia che ha tracciato? Grazie. Credo che abbia avuto e le si possa riconoscere un peso da un punto di vista ideale, di auspicio e di dover essere, non di concreta realizzazione. Certo si tratta di un tentativo riemergente fino ai nostri giorni, quello di superare il carattere teorico della scuola anche nella sua dimensione più classica e tradizionale, andando verso il popolo. Il fascismo pretendeva di venire dal popolo oltre che di andare dal popolo. E per la verità, buona parte dei socialisti che sono andati al governo ci sono andati in camicia nera. Se non avete altre domande, sono quasi le 19, poi rischiamo di far partire gli allarmi, quindi è meglio di non allertare le forze dell'ordine. Quindi vi ringrazio ancora della presenza, ringraziamo il professor Snenghi, credo che sia doveroso un ultimo applauso, e l'appuntamento, i prossimi appuntamenti ve li ha ricordati prima Stefano, quindi buona serata a tutti. Grazie.